Sono due i temi che si sono rincorsi stamattina a Basovizza durante la commemorazione del Giorno del Ricordo. Il primo è stato indicato dal sindaco di Piazza al termine del suo discorso. Gli fa eco una riflessione del ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. Ora che l'Italia conosce e ricorda questi drammi della storia volutamente tenuti nascosti per troppo tempo, ora che sono chiare le responsabilità, ora che il processo per arrivare a una memoria riconosciuta grazie alla verità si sta compiendo, ora che la nazione e i tempi sono maturi, chiedo una volta per tutte che venga ridata la doverosa dignità ai nostri esuli e salutati in pace i nostri infoibati, togliendo il boia a Tito la massima onorificenza di Cavaliere di Gran Croce della nostra nazione che gli è stata attribuita nel 1969. A me piacerebbe che questa cosa si potesse superare, perché credo che quella onorificenza fosse frutto di una stagione politica che abbiamo lasciato alle nostre spalle. Questo non impedisce di guardare al nostro futuro e nel futuro dei rapporti con gli altri stati dei Balcani con spirito di collaborazione e di amicizia. La cerimonia, che ha visto una partecipazione popolare assai maggiore di quanto si riscontrava anche prima delle restrizioni pandemiche, ha però proposto un altro argomento di riflessione, ovvero l'oblio non solo storico, che come un impenetrabile coltre di nebbia per troppo tempo è gravato su queste terre. I tempi sono cambiati, ci è voluto molta fatica, molto impegno. Ricordo il Presidente Cossiga nel 91 inginocchiarsi qui e chiedere scusa per 50 anni di silenzio. E ricordo però anche le parole che considero definitive del Presidente Mattarella nel 2021, quando disse che l'orrore delle foibe non può essere dimenticato da nessuno. Attenzione però, e qui lo ha ricordato il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga, guai a ritenere che sia sufficiente una cerimonia per tenere accesi il ricordo e il rispetto. Oggi diamo per scontato il giorno del ricordo, oggi diamo per scontato queste manifestazioni, ma di scontato c'è ben poco, perché fino a pochi anni fa eravamo di fronte all'oblio totale di quanto accaduto nei nostri territori. È chiaro che dobbiamo andare ancora avanti e far sì che questa diventi una un ricordo condiviso e universale.